Milano, ma però era autorizzato di qua, apparteneva a questa famiglia. La quota la doveva dare per forza, a cui ce la vuol dare ora? Senta, ma lei sa come il Basetta pagasse o acquistasse la droga? E come acquistava? Con chi soldi? E lei sa chi ce li metteva questi soldi per... Ma i soldi... penso che lui stesso l'aveva già la possibilità, insomma, si era fatto grosso, non è che era uno, insomma, così, era uno di una certa importanza. Poi se ci davano soldi di qua di Catania, veramente non lo so, perché Gangagnolo se andava là a comprare cose ci dava i soldi, se Samberi quando andava là a comprare roba ci dava i soldi, Pippo Grazioso e ci buttava i soldi, perché non è che si prendeva una roba così, i soldi ci davano. Ma lei sa se Santa Paola ci metteva soldi per l'acquisto? Questo veramente non è stato mai discusso, non ci ho spiegato mai, non ci ho domandato mai di questo. Senta Pulvirenti, Sì. chi altri nell'ambito dell'organizzazione, chiaramente se ve n'erano, del Santa Paola si occupava di droga? Si occupava di droga puro, che penso che ci è andato pure una volta o 2 volte, ci sto pensando, Nidore Basetta insieme a Gangagnolo, mi sembra che ci è andato il cognato di Mangione. Come si chiama il cognato di Mangione? Mi sembra che si chiama Nino, però il cognome non lo so. E questo in che periodo sarebbe avvenuto questo? Cioè quando il cognato del Mangione si sarebbe recato? Quando c'era Dore Basetta fuori, io non posso pensare quando c'era Dore Basetta fuori, quando ci andava a Gangagnolo, una volta o 2 volte ci è andato pure lui, insieme a Gangagnolo. Ne conosce altri dell'organizzazione del Santa Paola che hanno... No, arrivava così, la discussione del traffico era questo, come dico io. No, dicevo, sa se vi erano altre persone dell'organizzazione del Santa Paola che si occupavano di droga, di stupefacenti? E veramente, insomma, perché io non mi interessavo proprio a sapere profondamente, perché pareva uno poi si interessa per avere soldi, per avere cose. So quello che mi ha detto Basetta, che una percentuale di questa roba andava là. So poi Gangagnolo che andava a prendere roba là, questi andavano a prendere roba in Basetta, il cognato di Ciuzzo Mangioni andava a prendere roba là. Questo. Poi questa roba non lo so come la dividevano, perché io non ero tanto... Senta, questo è quello che mi ricordo io. quando lei è stato sentito a Bologna nel processo Santa Paola Benedetto +3, Sì. ha ricordato invece il cognome del Nino che lei ha indicato poc'anzi? Non mi sto ricordando però, in questo momento non mi sto ricordando. So si chiama Nino. A che pagina è? Pagina 135, avvocato. Non mi sto ricordando completamente. E allora disse che si chiamava Nino Licciardello. Ricciardello. Ricorda se è così oppure non ricorda Sì, nonostante... Ricciardello ora mi sto ricordando. Non mi ricordava in questo momento.
Senta, lei ha conosciuto Madonia Giuseppe? Sì. L'ho detto che l'avevo conosciuto già da questa casa, anzi prima di conoscerlo in questa casa dove ci fu quell'appuntamento, come ho detto io, dietro il capannone di Acqualano, che l'ho Ha spiegato. detto l'anno, lo può ricordare l'anno in cui si è avuto questo incontro? Ma sempre fu nell'83, insomma sempre negli anni lontano, prima, però poi l'ho conosciuto in secondo tempo. L'ho Può conosciuto. dire alla Corte chi è Madonia Giuseppe? Madonia Giuseppe è il rappresentante di Caltanissetta. Dicevo, posizione alla domanda. La domanda è assolutamente, cioè, chi è Madonia Giuseppe non è una domanda su un fatto specifico. Si Cosa si rigetta, può intende? rispondere. Risposto già, non potrei rispondere, si rigetta lo stesso. Prego, Pulvirenti, può Sì, rispondere. rispondo. Madonia Giuseppe è il rappresentante di Caltanissetta e lui è a Gela e a Santa Maria Niscemi, suo nipote si chiama Francesco, non mi ricordo il nome, si chiama Tusa in questo modo. Suo nipote era trafficante pure di droga, il nipote di Madonia. Questo come lo sa che il Francesco Tufo? Lo so che capigruppi dei miei ucraini compravano qualche poco di droga in questo ragazzo. Il Francesco Tusa appartiene a qualche organizzazione che lei sappia? Se nell'organizzazione insomma appartiene con suo zio stesso, insieme a suo zio. E chi esattamente del suo gruppo comprava droga Ma Cosentino sicuramente, Colesano, Torre Grazioso, questi compravano qualche poco di roba in queste... Com'è a conoscenza di questo, signor Pulvirenti? Sì, perché me lo raccontavano loro. In che periodo lo ricorda? Ma il periodo pure, insomma, il periodo... Ma pure negli anni 91, poi sì, 90, 91... Insomma, in questi anni, un po' di anni prima pure, non è che c'era... E questa droga che acquistavano dal Francesco Tusa, lei sa da dove proveniva? Veramente non lo so, penso che proveniva perché era suo zio che ci dava questo comodo, però non sono sicuro se proveniva da Milano, questo non sono sicuro perché non ci domandava. Senta, e che invece... Perché ognuno aveva il suo canale, perciò non è che uno può... Senta, e che invece il Tusa Francesco aveva avuto questo incarico, questo compito dallo zio, cioè dalla Madonia, lei come lo sa? Presidente, mi scusi, persiste opposizione su questo punto? Si accoglie l'opposizione. Chiedo scusa, signor Pulvirenti, lei ha detto lo zio, chi è lo zio del... Lo zio di questo Tusa è Francesco Tusa. Madonia, Piddu Madonia. Piddu Madonia. Sì. E allora? Lo diceva lui stesso, lui stesso, Chi? Franco, diceva che Franco chi, scusi? Franco Tusa, Diciamo sì, esattamente Franco nome e Tusa, cognomi. Franco Tusa diceva che questa roba ce la dava suo zio, a me pure un po' di roba Franco Tusa se l'ha preso Cangagnolo, e Cangagnolo era di nostra fiducia e Cangagnolo me l'ha confermato che questa roba ce la dava suo zio. Lei sa se vi fossero rapporti fra il Madonia e il Santa Paola? Ma certo, vi è nella stessa famiglia. Che c'entra? Certo che ci sono i rapporti. Lei sa
di occasioni particolari in cui hanno avuto rapporti precisi il Madonia e il Santa Paola? Presidente, opposizione, la domanda è generica, non consente la individuazione del fatto e pertanto chiedo che non venga ammesso. Ripetere per favore. Dunque, sa se avevo chiesto Se che c'erano- tipo di rapporti vi erano stati fra di episodi specifici che avevano attinenza a rapporti fra il Madonia e il Santa Paola. Posso rispondere? Può rispondere, sì. E quando fu nel lontano l'83 in questo giardino che dico io, che c'era pure Pido Madonia, che l'ho spiegato quale persone erano, le rapporti di Pido Madonia erano quelli che si parlava di lavori di più, del suo paese si parlava che lui era sciarriato insomma con questi stereotipi chiamati stellari, stereotipi, che aveva la guerra, perché lui ha avuto la guerra a Gela, di più, ha avuto la guerra a Gela. E quando uno insomma è unito o mangia o fa, si fa, che cosa si può discutere? Siamo amici e si discute di tutto, un po' di estorsioni, di soldi, di omicidi, si discute un po' di tutti. Non è che uno c'è una cosa particolare che può pensare, quel giorno abbiamo discusso questa. Questo non si può appurare, perché quando si sta insieme si discute un po' di tutte, non è che... Lei sa se vi sono stati altri incontri successivamente? Poi sì, con me ci sono stati incontri, poi con lui se ci sono stati incontri non lo so, perché questo lo può capire, perché questi incontri di più le faceva Cangagnolo, fra Madonia, fra noi altri, questi incontri le preparava sempre Cangagnolo. Poi sì, Carmelo Cangagnolo. E per quale motivo lei si è incontrato con il Madonia? Ora lo spiego. Con Madonia poi io mi sono incontrato da una mia campagna dove lui mi spiegò che a Augusta c'era uno di Santa Maria Niscemi che si chiamava Fenocchio, che questo, siccome da questo Augusta c'era un mio gruppo che funzionava là, che facevano qualche estorsioni, vendevano qualche poco di roba, che era Leonardi, Giuseppi, era Gulisano, era Nino Cosentino, era Mavuggeri, era Pugliarelli, erano questo gruppetto. E allora lui ha detto che a Augusta c'era questa persona che se ne era andata da Santa Maria Niscemi, che era contrario a lui, essendo contrario a lui era contrario a noi altri, e se si poteva eliminare questa persona, se si poteva fare questa persona. Ricorda altre occasioni di incontro? Per altre ragioni, se ve ne sono state? Ma questa è stata una ragione che è successo l'omicidio, poi altri non ci... Penso che non ce ne sono stati incontri. Sì, qualche incontro, ma non mi ricordo bene, però particolari è questo. Senta, lei ieri ha fatto riferimento a Baudo e ha ricordato un episodio nel quale era stato menzionato il Baudo. Lei ricorda se prima di quella volta vi sono state altre occasioni in cui nell'ambito della organizzazione vostra si è parlato del Baudo? Nella mia organizzazione, proprio nella mia, io ho da dire questo, che questa idea di Baudo mi è venuta a me personale perché c'è stata una discussione qui in Isabella dove diceva che questo Baudo era amico di Condorelli. Sì, e questo l'ha detto sì. Ieri. Ora, e questo quando si colloca nel tempo, questa sua idea, l'ha detto, se lo può ripetere? Nel tempo quando fu... Cioè, quando questa sua successo, idea, sì. È successo quasi, possono passare un paio di mesi, poco così, che poi ci successi quello che ci successe, fu fatto il fatto dell'attentato che ha detto ieri. Perché io dopo che
ho capito questa discussione, poi io ho parlato qua a due e colano, e l'ho detto ieri. Sì, questo l'ha già detto. Ora io le chiedevo... Questo è, Sì, prima sì. non ci sono state altre cose, non ci sono state altre cose. Se l'aveva lui prima non lo so io, perché lui mi ha detto che poteva fare lui questo fatto. Non c'era bisogno che lo prendevo a mano io, perché lui aveva questa possibilità tramite questo Giacomo Dielli di Messina. Quando Senta. ritiene il pubblico ministero facciamo una pausa. Sì, Quando- completo un attimo con quest'ultima Sì. domanda e poi facciamo una pausa, Presidente. Senta, lei ha mai saputo se Baudo ha subito furti in qualche sua abitazione? Opposizione, signor Presidente. Ah, La domanda non lo è so suggestiva. Si rigetta. Fatto dei furti non lo so. Facciamo una pausa, Presidente. Possiamo fare la pausa. Si può appartare il signor pubblico. Un quarto d'ora di pausa. Signor Polvirenti, lei ha mai conosciuto un certo Enzo Aiello? Sì. Enzo Aiello l'ho conosciuto io pure nell'82, però non era uomo d'onore, Poi sono stato informato che prima, insomma, un annetto prima, così da restare a mio, 6 mesi prima, è stato fatto uomo d'onore. Perché penso che questi uomini d'onore sono stati fatti insieme, che è stato fatto Gino Rannisi, Ugo Cagnuso, Carcagnoso che... Santo Mazzeo, il figlio di Santa Paola, Enzo. Questi furono fatti tutti insieme, e pure Enzo Aiello, perché io non c'ero presente. E nell'82 in che occasione l'ha conosciuto, lo ricorda? L'ho conosciuto nell'82, niente, era così, insomma non faceva parte lui all'organizzazione, perché lui aveva, suo padre aveva Osferro chiamata, un'azienda, una specie di cosa agricola, veniva le cose di agricoltura così. E l'abbiamo conosciuto perché era amico di famiglia di lui, di Santa Paola, era amico. Poi in secondo tempo, perché si capiva che questo pure si teneva un po' distante, perché questo era un poco pure truffatore. Si metteva in mano che voleva fabbricare, voleva fare, però se ci davano dei soldi era truffatore, come dico io questo, perché poi lui si è messo insieme a Pino Orazio a fare qualche cosa. Aspetti, chiedo scusa, mi sono distratto. Quando è avvenuto questo discorso con Pino Orazio? Questo discorso con Pino Orazio è avvenuto verso l'87, quasi quando lui è uscito dalla galera. Però si conoscevano pure di prima con Pino Orazio. E lui insomma cercava di fare questi traffici, lavori di amministratore, pure di amministrazione, riguardo all'amministrazione pure, di fare lavori insieme a Pino Orazio, che poi insomma non ha avuto un grande risultato, però poi in secondo tempo, negli ultimi tempi, ho saputo io che è stato fatto uomo d'onore. Ma lei come l'ha saputo che è stato fatto uomo d'onore? L'ho saputo tramite noi altri stesso, o che me l'ha riportato a Eugenio, o insomma, o Marcello, uno di loro stessi. Eugenio chi? Eugenio Calè, o Marcello Marcello? D'Aghita. Lei all'epoca che ruolo aveva quando le hanno raccontato questi discorsi? Quando mi hanno raccontato questo discorso io già ero consigliere. Era consigliere. Senta, Perché è stato negli ultimi tempi che l'hanno fatto. lei ha menzionato le persone, io mi sono distratto un attimino, che sono state fatte uomini d'onore nello stesso periodo, me le può Se ripetere? fu nello stesso periodo, può essere
proprio nello stesso periodo, sì. E me le puoi ripetere perché mi sono distratto io un attimino. È stato fatto Gino Rannisi, Mazzeo Sando, Enzo Santapaolo e figlio di Nitto, uno solo, l'altro non c'entra, Francesco non c'entra, e questo è Enzaiello. Ora, prima della nomina a uomo d'onore di Enzaiello, come lei ha preso, Che era uomo d'onore? chiedo scusa, prima di questa nomina di Enzaiello a uomo d'onore, Sì. sa se lo stesso era o meno inserito in qualche organizzazione? Era avvicinato a noi a se stesso, Quando dice noi altri cosa intende? È avvicinato, intendo, non era proprio da quei tempi affiliato, però era per motivi di lavoro, per motivi di queste cose, perché era pure insieme a Pino Orazio. Sì, dico, quando lei dice a noi altri... A noi altri tutto, dicendo a noi altri, dico, la mia famiglia e la sua famiglia era la famiglia stessa, unica cosa. E siccome non c'è nulla di scontato, signor Pulvidenti, quali sono la sua famiglia e l'altra famiglia? Quando dice vicino a noi altri, cosa intende dire? Perché noi poi, come dico, ci siamo fatti un grosso gruppo e allora ne chiamavamo pure una famiglia passata chiamata. E l'altra famiglia quale sarebbe? Santa Paola, questo è. Però erano tutta una cosa, va. E lei quando dice lavori, cosa intende? Come? L'ha detto si occupava di lavori. Si occupava lui di un lavoro, faceva lavori di strada o di una cosa del genere. Così, Sì, ma queste diciamo sono attività normali, cioè perché le faceva? Le dice ma che non sono per normali l'attività, perché nell'amministrazione c'è sempre la parola nostra per prendere i lavori, per fare, come a Mesterianco c'era Pino Orazio che si interessava di questi lavori, solamente un politico che poi l'hanno ucciso, Paolo Arena. E lei sa magari di lavori particolari dei quali si sarebbe occupato questo Enzaiello? Lavori particolari di Enzaiello io so solo che si occupava di questo insieme a Pino Orazio, poi so altri lavori. Cioè, quali? Io so che Nicola Maugeri aveva i mezzi che lavorava Nerendo, questa è una. Poi c'era Pippo Iennaro chiamato, che si chiama così, non so il cognome preciso, sì. Pippo Iennaro che lavorava Nerendo puro. Senta, lei ha conosciuto Alfio Aiello? A Fiaiello no. Giuseppe Aiello? No. Alecci Antonino? No. Può essere c'è qualche ingiurio, perché dei cognomi... Qualche soprannome. Alioto Francesco lo conosce? Come? Alioto Francesco. Alioto sarebbe quello della Costa Azzurra. Questa persona lei la conosce? Sì, la conosco. Sa in che rapporti, se c'erano rapporti con voi, in che rapporti era con voi? C'erano rapporti, perché lui le rapporti buone proprio che aveva, però non erano rapporti di infiltrazione, di traffici, lui il rapporto l'aveva con Savuccio Calderoni. Lui me l'ha presentato a me. Savulcio Calderone chi sarebbe? Savuccio Marchesi, quello che poi fu ucciso. Senta, sa se l'Alioto oltre la Costa Azzurra gestisse anche altri locali? No, questo non lo so veramente. Altro locale non lo so. Senta, lei ha mai sentito parlare del locale La Racchetta? La Racchetta era di Affio Rufino. Sì, la Racchetta io ci andavo sempre insieme a Saro Pantano, lui me l'ha presentato. La buonamma di Saro Pantano. Lei da che periodo si è recato alla Racchetta? Ma e per quali ragioni si recava? Nella Racchetta io ci andavo prima dell'organizzazione. Cioè prima di fare parte nell'organizzazione, io ero insieme a Saro Pantano. E quindi... Prima di succedere la guerra a Catania, va? E quindi in che anno siamo? Siamo all'80, all'81, nei principi dell'81, così. E per quale ragione vi si recava alla Racchetta in quell'epoca? Perché lui, Saro Pantano, era amico di questo Affio
Orofino, e insomma andavo là, mangiavo, questo. Lei sa se l'Alfio Orofino fosse o meno inserito in qualche organizzazione o avesse rapporti con qualche organizzazione? Ma lui era amico pure di Santa Paola, però come insomma, organizzazione, come altre cose no, perché allora io lo sapevo. Come amico sì. Perché se c'erano altre cose insomma. E questo rapporto di amicizia fra il Saro Pantano e l'Orofino in cosa consisteva? Perché Saro Pantano abitava là vicino quasi, niente, erano amici, sempre amici un poco dell'ambiente, perché Saro Pantano era dell'ambiente, non è che era uno là. Senta, quando lei invece faceva parte dell'organizzazione, come ha detto, vi si è mai recato alla Racchetta? No, quando facevo parte poi dell'organizzazione mi sono arrestato dalla Racchetta, mi sono allontanato, Lei sa se non ci sono andato mai più. Lei sa se questo locale fosse o meno frequentato da appartenenti alla sua organizzazione? Ma questo certamente era un locale, secondo il posto dove si trovava, era un locale quasi frequentato dell'ambiente, di più dell'ambiente nostro, certo. Amato Salvatore lo conosce? Sì. Sa se appartiene a qualche organizzazione? Ma questo Amato Salvatore apparteneva a noi altri stesso, di più un po' fu insieme a me, poi l'hanno arrestato insieme a Nino Santa Paola, questo l'ho spiegato ieri, perché ha fatto un omicidio durante, insomma, che era con me. E l'ha fatto lui, suo fratello Mimmo e suo fratello Cammelo, e hanno sbagliato persone, un omicidio fatto a via 80 Pam, un certo Silvio, perché dovevano uccidere un fratello, invece per sbaglio, che si rassomigliava, faceva buio, perché era di notte, hanno ucciso un altro fratello. Senta, siccome la pregherei di una cosa, Pulvirenti, quando lei parla di organizzazione dovrebbe specificare quale di volta in volta. Quindi per l'Amato Salvatore? Sì, l'Amato Salvatore prima era insomma nel nostro gruppo, non era però un gruppo ma passato combinato, ancora era un gruppo che dipendevamo di Santa Paola, perché eravamo pochi, però c'era, mendiamo uno che poteva aggiustare un gruppetto, un altro gruppetto, non è che questa gente erano spassi o nunca dirigiuti tutte da una persona, ogni gruppo aveva la sua persona, questo sì. Lei ha detto prima, perché dopo è successo qualcos'altro per l'Amato Salvatore? Aveva successo poi che l'hanno arrestato, insieme a Nino Santa Paola, l'Amato Salvatore. Che lei sappia, lei fino a quando ha avuto rapporti o comunque ha sentito parlare dell'Amato Salvatore? Io ho avuto rapporti fino a che l'hanno arrestato, poi quando l'hanno arrestato è uscito e insomma non si è avvicinato più, mi mandava a salutare queste cose, però non si è avvicinato a me. E sa se si è avvicinato a qualcun altro? Ma giustamente era avvicinato sempre nel reparto Santa Paola, le ragazze di Catania, va. Ma questo come lo fa a sapere? No, perché me lo raccontavano. Le ha raccontato chi? Me lo raccontavano, insomma, ragazze miei stesse, no? Perché se dice, queste cose si dicevano, tu Amato che fa? Solo non è che può stare, uno che ha combattuto, ha fatto una guerra, una cosa, non è che può stare isolato, perché lo ammazzano. E diceva che era, insomma, avvicinato con il ragazzo stesso di Catania. Ma gruppo di sa di cosa si è occupato successivamente? Si occupava di estorsione, di queste. Ma questo, diciamo, l'ha saputo oppure è una sua considerazione? No, si diceva, no, si sa, giustamente non è che lo poteva seguire io, ma si sa, perché a Belpasso prendeva uno stipendio, anzi prendeva un stipendio, a Belpasso lo prendeva Ture Santa Paola, Ture sarebbe nipote di Nitto
che sarebbe cugnato di questo di Turamato. Di Turio Amato. Ma che vuol dire pigliavo lo stipendio a Belpasso? Sta parlando di Uno stipendio. Santa Paola Salvatore che... Sì, pigliava questo stipendio. E quindi questo Salvatore scusa. era insieme a Turi. era insieme a Turi. Insieme a Turi. Senti una cosa, ma che vuol dire pigliava questo stipendio? Se lo può spiegare alla Corte? Che questo Pigliava lo stipendio a Belpasso, sì, cosa- prendeva cosa- uno stipendio a Belpasso perché lui, questo di Belpasso lo conosceva, aveva un'amicizia e siccome era uno che vendeva in gita, che aveva la possibilità, e ci ha fatto la proposta di pagare e questo pagava. Non ci ha messo una bomba e non è che c'è stato una cosa, e pagava lui e io lo sapevo. Io lo sapevo a Fioricciardello, a Belpasso, perché era lui il capogruppo a Belpasso, a Fioricciardello. Chi è questa persona che pagava? Lei la conosce? Sì, questo è un venditore d'Incita, si chiama Salvatore, È un imprenditore? forse si chiama Zappalà, così. Chiedo scusa, è un imprenditore, lei ha detto una parola. Vendi Incita, a Mandola. Quando, come si chiama? Incita. Fai il commerciante, va. Ho capito. Questo. E c'ha questo esercizio, ce l'ha a Belpasso, ha detto? Sì, a Belpasso. A E Perisano... poi questo lo sa preciso a Fioricciardello, giusto? Perché lui è proprio del paese, perché io anche che sono del paese avevo 40 anni che manco del Belpasso, però lui sa tutte queste cose, lui è collaborante, le sa tutte. Lei ha parlato dell'omicidio del Silvio, Sì. sa di altri fatti di cui eventualmente si sarebbe reso responsabile l'Amato? No, io so questo, come riguarda l'omicidio so questo, nel tempo che Amato fu con mia è successo questo, poi quasi facevamo qualche furto, qualche cosa per poter vivere, tempo di guerra, e era insieme a mia che queste cose facevo. Però ero una caccia per commettere altre cose. Poi si è distaccato un po' e se n'è andato con Nino Santa Paola e l'hanno arrestato armato. Sì. Sia lui, che poi insomma è Senta, stato in galera. Aperisanto lo conosce? Come? Santo Aperi lo conosce? Santo Aperi sarebbe nipote di Carmelo Cancagnolo. Sì, è lui. E E l'ho visto una volta io, una volta sola. E dove l'ha visto e quando l'ha visto? Io l'ho visto questo verso il 90, 91 così, da una casa che io ci sono stato poco in questa casa, fra Racanna e Belpasso. L'ha portato Carmelo Cancagnolo. E sa se questo Sant'Aperi fosse o meno inserito in qualche organizzazione? Lui era inserito nel gruppo che aveva Cancagnolo, che sarebbe sempre io. E sa di che cosa, se si occupasse di qualcosa in particolare, questo Sant'Aperi nel gruppo del Gran Cagnolo? Ma guarda, nel fatto di Cancagnolo sono successi anche omicidi, tante cose, però giustamente lui penso che si occupava di estorsione, di telefonate, perché c'era il Gialanuso pure, lo chiamavano Giovanni Gialanuso, mi pare che si chiama, il cognome non mi sto ricordando, il Gialanuso, quasi erano tanti, c'era Samberi, Claudio, c'era poi, si avvicinarono magari a suo fratello Affio, hanno avvicinato. Era un gruppo che hanno fatto pure un po' di omicidi, però l'omicidio io per dire le dava a Carmelo, a Cancagnolo, per dire fai questo omicidio. Poi se le facevano tutti insieme, non lo so.
Senta, signor Pulvirenti, Sì. nella zona di Mister Bianco, Motta Sì. Sant'Anastasia, Mm. Belpasso, Sì. lei sa come veniva gestita la nettezza urbana? La nettezza urbana, io l'ho spiegato, era di Motta, che erano di Belpasso, e queste Motta ci avevano messo una parte dei soldi, sia Filippo Malvagna insieme ai miei figli, Sant'Onocito Giuseppe, avevano messo una parte di soldi, qualche 300 milioni così, per essere insieme con questi che facevano insomma l'immondizia. Oltre a questa Nella nettezza ditta, che lei sappia, ve n'erano altre controllate o comunque gestite direttamente o indirettamente per conto del suo gruppo o del gruppo del Santa Paola? Io so dire una cosa, del mio gruppo io già l'ho spiegato come è questo anche del suo gruppo. A Mister Bianco c'era uno che si chiamava, che aveva questa cosa da spazzatura che si chiamava Coddo Pacciazzo, chiamavano, così è il soprannome, poi non so come si chiama di cognome, dove io ho cercato insomma di fare pagare a questo tramite Pinarazio, tramite poi Malvagna, ci sono stati interessamenti, se questo insomma pagava qualche stipendio a noi altri, e poi lui ha detto che ci dava un stipendio a Turamato. Come ha detto, scusi? Ci dava un stipendio a Turamato e era avvicinato a Iardo e a Colano. Lui ha detto così. Poi Aspetti Pulvirenti perché sono distratto un attimino, può ripetere queste ultime cose che ha detto? Allora c'era questa ditta, lui diceva, lui chi? questo di Coddo Pazazzo, Coddo Pazazzo, sì. Così, picchiava questo soprannome. Diceva che ci dava un stipendio a Turamato, però che era amico di Iardo e a Colano. Poi noi ci siamo informati e veramente era un amico suo e noi non siamo andati avanti da questo della nettezza urbana a Mister Bianco. Però il fatto quello nostro era un'altra organizzazione. Senta, lei ha parlato di Grancagnolo che si occupava anche di stupefacenti e che aveva i rapporti con il Basetta. Sì. Lei sa che altri del suo gruppo si occupava di stupefacenti, se chiaramente ve n'erano altri? E l'ho detto un po' tutti, Cioè? un po' quasi tutti i capigruppi, quasi tutti toccavano. Colesano, Nino Cosentino, Torre Grazioso, quasi il gruppo solo quello di Belpasso no, non ne toccava. No, Poi a Catania quasi tutti toccavano questa. No, io sto parlando del gruppo del Grancagnolo, cioè le persone che... Di Cancagnolo, che era lui, Cancagnolo, Pippo Grazioso, Saverino Samberi. No, ascolti. Di persone... Grancagnolo aveva un gruppo, no? Sì. Lei ha anche indicato Sì. una persona Va che era bene. inserita a Pe. Sì. Ora, lei sa del gruppo del Grancagnolo, cioè Sì. dei componenti del gruppo del Grancagnolo, chi si occupasse di stupefacenti? Ma certamente a ciò che la vendevano tutta poi, non è che posso sapere con precisione, ma a ciò che la vendevano tutti, tutto il gruppo che aveva lui, perché lui era all'Ognina, era nella città, insomma, Tutto il gruppo. ci faceva fare le traffiche, non è Senta. che gli teneva così. Senta, lei ha conosciuto una persona chiamata Usalaru? Usalaro, Sì. e non l'ho conosciuto, però l'ho sentito nominare questo Salaro. Lei sa come Sì. si chiama, qual è il nome e il cognome esatto di questa persona? No. In che senso, in che contesto l'ha sentito nominare sto No, Usalaru? Salaro mi sembra uno di Peganello, così. Ma Ma sa se questa persona sia o meno inserita in qualche organizzazione? Ma di questo Salaro una volta me ne ha parlato Campanella, Calogero Campanella,
Poi non lo so, perché prima mi sembra che questo salario non apparteneva a noi altri, poi non lo so se... Cosa le disse il Campanella su questa persona? Ma non si parlava né più né meno, si parlava di questo salario, guarda, non mi ricordo, però mi ricordo che si parlava di questo salario, di avvicinarlo, una cosa del genere. Mi sembra che era di Pecanello, ma io non... Giovanni Arena lo conosce? No, L'ha sentito nominare? no. Se non c'è un qualche soprannome può essere che mi sovviene, perché non è che io potevo conoscere tutte queste ragazze che aveva Cancagnolo o che aveva Pulisano o che aveva Graziosa, perché se mi buttavano per dire 100 persone dove ero io mi restavano da un giorno, quindi non c'era questa fiducia, quindi ne conosco poco. Senta, Arena Mario invece l'ha conosciuto? Arena Mario? Sì. No, Arena no. Assinnata Domenico lo conosce? Assennato Domenico si è uno di Paternò, non lo conosco, però lo conosco di nome, così va, insomma, so da quella organizzazione. E qual è l'organizzazione? Sì, questo assennato deve essere nell'organizzazione di Murabido. Mi pare che deve essere nell'organizzazione di Murabido. E le notizie sull'assinato Domenico fino a che epoca le ha avute lei? Ma non ci sono epoche, dottore, perché si parla, insomma, è stato, i discorsi ne escono sempre, giornalmente di queste cose, non è che ce n'è stato incontri particolari, cose particolari, però questi nomi si sanno. Un po' di anni fa, così, non è che... E Assinnata Salvatore l'ha conosciuto invece? No. Io sentivo questo assennato Domenico, perché penso che Filippo Marvagna, insomma, le conosce meglio perché lui andava lì a Paternò. Lei ha menzionato Maurizio Avola. Sì. Ricorda in che anno ha conosciuto Maurizio Avola? Io Maurizio Avola, la prima volta che l'ho conosciuto quando, verso l'87 o l'88, così. E l'ho conosciuto da un'occasione, io non sapevo che esisteva questo Maurizio Avola nel Graia di Santa Paola, non lo sapevo completamente, e lui lo può dire di quello che è successo. E allora questo ha portato una donna da questa clinica che io ero socio, facevo parte. Qual è la clinica? A Palazzolo. Palazzolo cos'è? È paese o contrada? No, è Contrada. Contrada. La clinica di che era? La clinica era mia, ero socio io, però ero socio, ma non ero scritto insomma come socio, così. Ero io, Asoro Gaetano, perché poi ha cambiato persone questa. Prima c'era un dottore di Catania, non mi stai ricordando, Piazza, però non mi sto ricordando il tempo quando è successo questo fatto. Poi c'era uno che si chiamava Gaspagliesi. Ha cambiato persone questa clinica. E poi all'ultimo c'era Pesto, uno che si chiama Pesto. E in questa clinica questo Maurizio Avola ha portato una donna a lavorare lì. Però questa donna, essendo, secondo la sua fissazione che l'aveva portato questo Maurizio Avola, questa donna non voleva fare niente. Non voleva fare niente e rispondeva male, dove diceva Asolo Gaetano, dice mi dovete dare lo stipendio perché se non mi faccio... Doveva lavorare all'interno della clinica, Doveva lavorare nella clinica, certo, ma lei non voleva lavorare, allora quello era costretto a licenziarla e l'ha licenziato. Dopo che l'ha licenziato
come infatti è venuto questo a fare delle menacce, Questo chi? sto Maurizio Aula, nella clinica, a fare delle menacce dicendo insomma che chi doveva stare là, o così, là, e quello ci ha detto che nella clinica c'era socio io. E lui non si è rassegnato a questo sempre, insomma ha cercato di dire parole un po' male, di dire sempre di fare delle menacce. Però, e allora che cosa è successo? Che lui ha fatto delle menacce e voleva venire per avere una soddisfazione e per ingaggiare sempre questa donna, per farla lavorare. E allora la stessa sera che è successo questo fatto del licenziamento, è venuto Marcello D'Aghita a trovarmi a me, perché sapeva dove io ero latitante, sempre nella contrada Palazzolo. E allora è venuto da me e dice, che c'è, ne salutiamo, dice, è successo, dice, che così, quello che io ho raccontato, dice, Maurizio Aula buttavo questa donna, dice, chi sto Maurizio? Dice, mio figlioccio, sta dicendo, dice, ragazzo in gamba. E ci siamo ragazzo in gamba, però questo voleva fare traffico, voleva. Però dice, poi si è informato bene, dice, e mandavo a me. Vai, dice, non c'è niente, così, colà, dice, sticcate di... Va bene. E poi un'altra volta ci siamo visti quando c'è stato questo battesimo dove io ho spiegato precedentemente all'Acqua Rossa. 2 volte ci siamo visti. Ma poi questa donna venne assunta lo stesso o finì lì il discorso? No, mi sembra che poi non ci fu questo fatto di questa donna, non si interessava più. Barbagallo Martino lo conosce? Barbagallo? Martino. Martino no. Senta una cosa, lei ha mai sentito nominare o conosciuto una persona chiamata Pippo Usicco? Pippo Usicco? Insomma nel gruppo di Grazioso. E lei sa se questo Pippo Usicco c'ha fratelli? C'ha? Se questo Pippo Usicco c'ha fratelli? Se c'ha patenti? Fratelli, Pulvidenti. Parenti? Fratelli. Frati, Pulvidenti. Frate, non lo so, non ci ho spiato, io lo conosco di persona, ma non ci ho spiato mai però, ho fatto di frate. Barcella Salvatore lo conosce? No, l'ho sentito nominare che è un poliziotto. Da chi l'ha sentito nominare? L'ho sentito nominare perché dovevano fare una rapina e da questa rapina doveva partecipare, come infatti ha partecipato, però la rapina poi non l'hanno fatta, un ragazzo che avevo io che sarebbe Franco Stimoli. E ha parlato di questo poliziotto che c'era, che io veramente, loro lo sanno, gli stessi poliziotti, io non le conoscevo, non ho avuto mai, mai avvicinamento. E questa rapina dove doveva essere fatta? Ma fu a Catania, Cioè, doveva è stata essere fatta a fatta o no? Catania, mi pare. E Non poi fu penso, non fu fatta questa rapina. Poi non mi sono interessato più perché si trattava, siccome insomma non avevamo possibilità di soldi, allora si cercava che se qualcuno si poteva fare qualche rapina buona di partecipare, qualcuno, ogni gruppo di partecipare qualche persona, di 3 o 4, così si sbatteva un po' di soldi e si poteva andare avanti. Questo era tutto il fatto della rapina. Senta, l'ha sentito nominare anche in altre occasioni il Barcella? No, completamente, non sapevo questo fatto, perché a D'Aquino io l'ho visto, a quello D'Aquino, suo cugino, io l'ho visto a Catania così, però non aveva nessuna amicizia.
E lui mi ha fatto capire da lontano che era, insomma... Lui chi? Questo D'Aquino. Ma questo D'Aquino, io non le ho chiesto un'altra cosa. L'ha sentito nominare in altre occasioni il Barcella Salvatore? No, non l'ho sentito nominare completamente, di fuori, niente. Ma perché mi ha parlato di questo D'Aquino invece? D'Aquino ho parlato perché l'ho visto in galera. Ah. E lui lo può dire, non è che... Ma fra questo D'Aquino e il Barcella c'erano rapporti, che lei sappia? Lui diceva che era suo cugino. Così diceva. Battaglia Salvatore lo conosce? Come? Battaglia Salvatore. No, conosco Battaglia Santo. Santo Battaglia. E sa se il Santo Battaglia appartenga a qualche organizzazione? Sì, è l'organizzazione di Santa Paola. Quando l'ha conosciuto Santo Battaglia? Ma, insomma, sempre dopo guerra questo Santo Battaglia, questi sono nati poi personaggi che sono nati dopo guerra, per dire l'85, l'86, in questi anni. Non so dare una precisione precisa, ma in questi anni. Lei... Invece di Raimondo, Pappalato, questi erano nella guerra, insomma, e altre. Senta, sa che ruolo ricoprisse il Battaglia Santo? Ma Battaglia Santo io penso che era con il gruppo di Montepò, insieme... Pensa o lo sa? Ma lo so perché era insieme a questo gruppo, non è che potevo coprire, perché come capogruppo non era sicuro. Come? Il capogruppo chi era a Montepò? In sostanza capogruppo si dice uno ragazzo e un No, uomo... le chiedevo chi era Sì. il capogruppo a Montepò. A Montepò era De Emanuele, Natale De Emanuele, Natale De Raimondo, ho sbagliato io. Senta, lei poi ha menzionato altre persone insieme al Natale di Raimondo. Come? Anzi, ha menzionato altre persone, il Pappalardo. Sì, e questi facevano parte, quando ci fu la guerra erano nel gruppo di fuoco. E questo Pappalardo a quale gruppo appartiene, lo sa? Appartiene al gruppo sempre di Montepò, abbinato, affiliato a Santa Paola. Affiliato a Santa Paola. Certo. Senta, lei ha mai avuto rapporti con il Santo Battaglia per affari attinenti l'organizzazione vostra? No, io a Santo Battaglia l'ho incontrato un paio di volte, così, però non abbiamo avuto, traffico non abbiamo avuto, da parte mia. L'ho incontrato. Dove l'ha incontrato, se lo ricorda? Sempre a Palazzolo, A Palazzo. insieme a Marcello D'Aguila. E in quell'epoca lei era latitante o no? Sì, certo era la tante, che può dire? Lei lo sa per quale ragione era venuto il Santo Battaglia lì a Palazzolo? Per quale gruppo? No, per quale ragione era venuto il... No, così, perché è venuto per salutarmi, era insieme a Marcello D'Aguila. Non è che per dire, quando si viene c'è una ragione proprio, non c'entra questo. Boninelli Carmelo lo conosce? Come? Boninelli Carmelo? Polverenti? Boninelli. Polivente, no. Ma l'ha sentito il cognome che ho detto, Polvirelli? No, non. Poliventi. Sta dicendo lei Poliventi? No, ho detto Boninelli. No. No. Alfio Campanella l'ha mai conosciuto? Alfio? Alfio Campanella. No, Campanella io conosco a Calogero Campanella. E Calogero Campanella quando l'ha conosciuto? L'ho conosciuto tempo di guerra, quando sono entrato nell'organizzazione. Senta, lei con il Campanella ha mai avuto modo di discutere di fatti attinenti alle vostre organizzazioni? Certo, un Campanella è capodicina, che vuol dire? Ricorda qualche fatto che ha avuto modo di discutere direttamente con il Campanella? Ma c'è un fatto di una certa importanza che io ho discusso, non ho discusso tanti fatti,
Alcuni che lei ricorda, Pulvirenti. Io una volta ho discusso con Campanella il fatto che Piddu Madonia a me mi aveva detto se si poteva uccidere un ragazzo, il soprannome di questo ragazzo si chiamava Rambo, ma mi sembra che si chiama Saro Indelegato, che era delle Nere, che questo ragazzo a Gela aveva distrutto una famiglia, aveva ucciso una famiglia intera, che questi si chiamavano i Pullara, no Pullara, questa famiglia, e questa famiglia apparteneva a Piddu Madonia, e allora erano venuti in conoscenza che era stato questo Rambo, questo lo chiamavano Rambo, questo ragazzo a fare questa omicidio, e ero interessato io per uccidere questo ragazzo. Delle Neri ero interessato noi altri, Turinino Costantino, Colesano, insomma ero interessato. Altre occasioni in cui ha avuto modo... Altre occasioni? Sono state tante le occasioni, non posso, una di quali è questa, non posso pensare, però le incontri queste sono state sempre consecutivi, perché era Capodicina. Senta, Che cosa potremmo discutere? Discuteremo degli nemici, degli omicidi, dei rapini, delle estorsioni, questo si discute sempre. Queste sono le discorse, quando uno si incontra... senta, ma come mai il Campanella si interessò di questo fatto di Madonia? Perché io l'ho fatto presente poi a Campanella, ci disse insomma che Madonia mi aveva fatto questa proposta e noi altri cercavamo di fare, e lui ha detto che lui cercava di fare pure del suo meglio per poter uccidere questa persona. Poi questa persona è stata uccisa e non siamo stati noi altri, e Campanella ha detto me l'ho sbrigato io. Di altri fatti se ne ricorda? No, altri fatti non mi ricordo. No, non mi ricordo. Altri fatti non... Senta, lei ha detto di essere stato consigliere della famiglia, è così? Sì, Durante il periodo in cui ha ricoperto questa carica, sì. di cosa si è occupato specificamente come consigliere per il ruolo che aveva ricoperto? Ma guarda, quando io fu consigliere sono stato chiamato, quando fui, che l'ho spiegato il fatto di Pippo Baudo, perché poi l'ha fatto, no, il fatto di Pippo Baudo, il fatto di Berlusconi, questo insomma io ero stato fatto già consigliere e abbiamo discusso questi fatti. E poi prima non ci sono stati fatti di certa, perché dato la latitanza è difficile insomma fare magari, perché sono stato poco consigliere, non è che sono stato... Senta, lei ha mai conosciuto Campione Andrea? Il Campione Andrea io l'ho inteso dire, però di persona non l'ho conosciuto. Mi sembra Campione Andrea, mi sembra che me ne ha parlato Cancagnolo. Ricorda per quale ragione gliene ebbe a parlare il Gran Cagnolo? Ma mi sembra che è uno che insomma lavorava con mecce di truffa, di questo genere, mi sembra. È una persona che uno... Campione Andrea. E ha sentito soltanto questo in merito alla... Sì, perché mi sembra mi ha parlato che me lo Cancagnolo, io di persona non l'ho visto. Non c'era questa necessità. Presidente, chiedo scusa, può dare disposizione per cortesia di far rientrare Campanella in aula? All'altra pausa. Presidente, la scorta sarebbe disponibile a farlo rientrare in questo se momento? Se è disponibile la scorta sì, altrimenti nella pausa. Se c'è la possibilità può rientrare.
Non so il maresciallo se è presente in aula. Se c'è la disponibilità del caposcorta, magari mi interesso io. Sì. La ringrazio. Tornando al Campanella, Sì. lei ha indicato che faceva il capodecina, ha citato quell'episodio dell'omicidio dell'indelicato. Sì. Scusi, pubblico ministero, magari se può trattare altri argomenti in questo momento, vista la richiesta dell'avvocatessa Danna. Ma forse ha rappresentato lo stesso la difesa del Campanella. Prego? Sì, Presidente, per noi va bene, la difesa è Non presente in aula in questo momento e nelle sue Quindi piene non ha funzioni. problemi? Va bene. Sì, grazie No, Presidente. no, nel caso posso anche... Se non ha problemi, No, vabbè. proceda. Dico, segna Campanella, segna Campanella. Segna Campanella. Alla droga non abbiamo segnato, non abbiamo dato. Ne parliamo dopo allora, Presidente. Cannizzaro Rosario lo conosce? Cannizzaro? Rosario. No, io conosco Nuccio Cannizzaro. Senta, Caruso Antonino invece lo conosce? No. Col cognome Caruso non conosce nessuno? Sì, cognome Caruso, conosco uno che era un piccolo costruttore che poi era amico di Filippo Malvagna, mi pare che si chiamava Caruso Giuseppe. Che questo mi aveva dato un telefono, io avevo comprato un telefono sotto il suo nome e poi dopo 2 mesi ce l'ho dato perché non mi conveniva più a tenerlo, mi sembrava che era intercettato. Senta, Caudullo Giuseppe lo conosce? Caudullo? Sì. Giuseppe. No, Razio Caudullo conosco. Razio Caudullo. Francesco Cesarotti? Francesco Cesarotti lo conosco. Le conosco tutte e 3 i Cesarotti. Come si chiama? Salvatori, Pippo e chi uno come si chiama? Ciuzzo mi pare. Allora, Cesarotti, il Ciuzzo Cesarotti e Sì. il Pippo Cesarotti, Sì. che lei sappia, appartengono a qualche organizzazione? Quello che appartiene, che io uomo d'onore, saccio che è Pippo Cesarotti. Allora, parliamo del Pippo Cesarotti. Poi Lacce Ascolti, so parliamo no del... io. Com'è? Di Lacce so no. Ci hanno dato insomma hanno favorito a Santa Paola nelle case. Aspetti, Pulvinenti, parliamo di Pippo Cesarotti. Le ha detto, sa che è uomo d'onore. Sì. Sa quando è stato fatto uomo d'onore? Ma è stato fatto sempre nell'ultimo tempo, ma a parlare sempre verso il 90 e 91. Sempre nell'ultimo tempo. E lei come sa che è divenuto uomo d'onore il Pippo Cesarotti? Io lo so perché poi mi è stato presentato. Da chi le è stato presentato, lo ricorda? Ma se non ricordo male di Marcello D'Aghita. Dove le fu presentato, lo ricorda? E i posti erano tanti, io mi spostavo di un posto all'altro, non è che proprio il posto preciso posso pensare. Senta, ma questo Pippo Cesarotti di che cosa si occupava, che lei sappia, nell'ambito dell'organizzazione? Ma io poi ho saputo che si occupava pure di usura, di questo. Poi lei, Come omicidi no. il Francesco Cesarotti, il Ciuzzo Cesarotti, come l'ha chiamato Sì. lei, ha detto non era uomo d'onore. No. Sa se ha avuto rapporti con l'organizzazione del Santa Paola o con persone? Ma guarda, loro ci favorivano la casa e giustamente essendo nella casa i rapporti ci sono. Automaticamente vengono i rapporti. Loro, chiedo scusa Pulvinenti, le ha detto loro, quando dice loro che intende? Voglio dire, i Cesarotti si ci davano questa casa, perché io ci sono andato pure da queste case. Quando parla dei Cesarotti intende dire Di chi? tutti i ceffati. Cioè Ciuzzo, Pippo e Certo, Salvatore? tutti avevano queste ville a Mascolucina, queste conciate, avevano queste ville e favorevoli. Ora,
E da che periodo hanno messo a disposizione queste ville, queste case? Ma sempre l'hanno messo a disposizione, a parlare dell'84, l'85 un po', sempre. 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 Lei Quando si ci poteva andare, si ci andava. Lei si è recato, ha detto qualche volta, in... Certo, sempre. Dove si trovano, o dove si trova? Ma la una si villa? trova vicino al mio genero, Su Genero chi? Grazioso Giuseppe, a 100 metri si trova, e sarebbe questa di Pippo. Quella di Salvatore si trova sempre nella stessa zona, però più distanti, circa un chilometro, così. E il Ciuzzo Cesarotti a case? E poi ce n'è un'altra che sarebbe di Ciuzzo, un'altra che si trova sempre a 200 metri, a un paio di 100 metri della villa di mio genero Pippo. Ma Si trovano vicino queste ville. E ricorda le persone che lei ha incontrato in queste case? Sì, mi ricordo, ma questo io l'ho dichiarato già, da casa di Pippo Cesarotti una volta ho incontrato a Pino di Cara. A chi? Pino di Cara, da Agrigento. Com'è? Pino di Cara. Pippo di Cara. E questa persona chi sarebbe? Questa persona sarebbe che appartiene a Cosa Nostra. Era il capo esponente di Agrigento, della famiglia d'Agrigento. E chi c'era? C'erano soltanto lei e questa... Era lui l'autista, l'autista non lo so, lui aveva un Mercedes, era lui l'autista e ero io, c'era Nitto, non ricordo se c'era Gangagnolo, non mi sto ricordando chi che mi accompagnava là in questo momento, perché eravamo poco. Sì, ma lì avveniva l'incontro oppure ci dormiva qualcuno anche in questa casa? Ci dormiva Santa Paola e ci dormiva pure la famiglia di Pippo Cesarotti. Santa Paola ci dormiva con sua moglie. Lei ha incontrato altri latitanti nelle case Cesarotti, che ricordi? A Ciolatitanti non veramente a Ciolatitanti non nella casa di Cesarotti, perché non mi sto ricordando questo, perché più latitante di noi altri non c'era nessuno. Senta Pulvirenti, lei ha detto che il Pippo Cesarotti si occupava di usura. Come lo sa che si occupava di usura? Ma lo so che si occupava di usura sopra un discorso che Giovanni Romeo, facendo parte al gruppo nostro, questo Giovanni Romeo che è di Gravina, e una volta mi ha detto che una persona, e non so chi è questa persona, un commerciante, che questo Cesarotti ci aveva dato dei soldi e questo non voleva pagare e Cesarotti l'aveva minacciato dicendo che questi soldi che lui usciva appartenevano alla famiglia di Santa Paola, e così poi sono venuti in conoscenza che insomma questo faceva l'usura, e questo è stata tutta. Senti una cosa, la sua organizzazione, quella del Santa Paola, che lei sappia, aveva rapporti con uomini politici? Con uomini politici, certo, avevamo rapporti con Sabandò, però questi rapporti avvenivano. Ascolti. Sì, ora Posso poi... parlare? Continui intanto, sì. Questi rapporti avvenivano tramite Filippo Sandoro, che era nell'amministrazione di Mister Bianco, impiegato ospedale, mi pare che era, ospedale Garibaldi. E questo Filippo Sandoro, nello stesso ospedale, o era andato un altro, non ricordo bene, perché faceva l'infermiere insieme con il cognato di Nitto Santa Paola, che sarebbe Manniti, che è il fratello della moglie. E questo Sandoro, Cussavandò, si chiamavano di tu, e lui è stato a portare questo Savandò nei Noiacci per portarlo avanti, insomma,
per essere qualche persona di una certa importanza che noi altri potevamo salvaguardare per il fatto dei processi. Senti una cosa, ma questo Santoro, come si chiama di nome innanzitutto? Santoro Filippo. Filippo. E questo Santoro Filippo apparteneva a qualche organizzazione? Non apparteneva a nessuna organizzazione, però era sabatizzante a Noiacci, a Santa Paola di più. Santa Paola chi intende? A Benedetto. Vabbè. Cioè i rapporti il Santoro con chi li teneva direttamente? Santoro li teneva con Sabandò. No, ecco, con chi dell'organizzazione del Santa Paola teneva i rapporti? I rapporti, giustamente, le tiene con cui era libero Addo e teneva Quaddo e Acqualano. Però un paio di volte si è incontrato pure con Santa Paola. Con Santa Paola. No, Presidente, ha un senso la domanda. Con il Santa Paola. Il Santoro? Sì. Prego Presidente. Possiamo passare all'altro argomento? No, dovrei un attimino sviluppare questo argomento per un motivo particolare, Presidente. Io l'ho detto questo. No, sì, lo so, Volvienti che l'ha detto, però la Corte non lo sa. Vi erano persone dell'organizzazione sua o del Santa Paola che tenevano rapporti con politici? Mi ha parlato del Santoro, ve ne erano altri che le ricordi? Che tenevano rapporti con politici era con Paolo Arena, che faceva parte della democrazia Paolo Arena, però siccome era una No, persona... dica soltanto i nomi delle persone eventualmente. Era Pino Razio e Pippo Grazioso. Dell'organizzazione Santa Paola ve ne erano alcuni che lei sappia che tenevano rapporti con politici? Ma con i politici, con i vecchi politici, i rapporti le teneva più Iano e Acqualano. Con i vecchi politici, con Dusso, con Trago, con questi vecchi politici. Con i nuovi politici? Con i nuovi politici, era Susinna Angelo era amico di Campanella, quello di Chiara, dove di Mastri di Chiara. Però giustamente quando noi ce ne interessavamo per tutti Piuoti, quando erano comunali, mandavano i cartelli, quelli interessati, e noi ci davamo... Ascolti, Polvirenti, Pippo Grazioso, suo Sì, genero, sì. dove operava, dove teneva questi rapporti? E lui le teneva a Mister Bianco stesso, perché Li teneva solo a Mister Bianco oppure anche in altri paesi, che lei sappia? no, a quei paesi penso sempre in Mister Bianco, perché lui aveva un campo, questo Paolo Arena avevano costruito un campo, l'amministrazione, per giocare, e dove di questo campo Grazioso prendeva pure un stipendio e si vedevano là pure. Poi una volta me l'hanno portata a mia, sia Penarazio sia Grazioso. Sì, ascolti. Suo Pippo Grazioso Sì. le ha detto che era capogruppo di dove? Pippo Grazioso in sostanza sì, era insieme a Gino Rannisi, insieme a Gangagnolo, E dove operava questo gruppo? ma operavano fra Mascologia, Nicolosi. Ora, che lei sappia, a Mascalucia Sì, vi erano appartenenti all'organizzazione del Santa Paola che tenevano rapporti con politici? Mascologia, ma penso di no, Mascologia non l'unico rapporto in secondo tempo era quello di Savandò, perché si diceva che poteva fare il ministro della giustizia pure, si dicevano tante cose. Senta, Polvirenti, Coco Carmelo lo conosce? Come? Coco Carmelo? No, Cocuzza Antonino? no. Nessuna persona col cognome Cocuzza lei? Io Cucuzza ne ho conosciuto uno, ma era uno che rubava macchine, così si chiamava Pippo Cucuzza. Senta, lei un certo Micheleddo l'ha conosciuto? Micheleddu? Sì. No. Comis Giovanni l'ha conosciuto? Guarda, se sono cristiani appartenenti, per dire, a questo gruppo, insomma, che c'è io, ci sono persone che lo possono dire, perché i capigruppi sono tutti collaboranti, che io, insomma, non è che mi faceva presentare queste persone.
Senta, questo è... Blancato Giuseppe, lei l'ha conosciuto? No. Placcato no. Blancato. Brancato no. Colaianni Michele? No, no, no. Crisafulli Francesco? Crisafulle Francesco. Completamente. Senta, lei ha mai sentito parlare di una persona chiamata Cacazza? Cagazza sì. Sì, è cucino di Torre dell'Ova. Sta bene. Ma lei la Franco, si chiama Franco. E senta, questo Franco, lei Sì. l'ha conosciuto personalmente? Sì, una volta l'ho visto personalmente. Una volta sola l'ho visto. In che occasione, lo ricorda? No, occasione che me l'ha fatto conoscere suo cugino Tucci, Salvatore Tucci, così va. Sa Perché se- era un ragazzo avvicinato così, non era uno che... Perché poi so che questo ha fatto pure la rapina miliardaria alla posta, so che ha partecipato lui. Come lo sa? E l'ho saputo, allora quando è stato della rapina si è saputo perché nella rapina, come so io, Santa Paola, Benedetto, insomma, non sapeva niente di questa rapina, perché l'ha saputo in secondo tempo, perché addirittura questi soldi se l'hanno, perché Marcello ha partecipato a Marcello, Addo e a Colano, e sto ragazzo, penso Maurizio Avo lavoro, perché era sempre con Marcello. Non sono sicuro di queste persone, solo so che loro quando hanno fatto questa rapina si sono sbattuti questi soldi che si dovevano comprare appartamenti, cose, e non avevano pensato, per Santa Paola avevano pensato solo di regalarci qualche orologio, qualche cosa del genere. Che poi ho saputo così, insomma, perché si discuteva tramite anche Puglisi Pero, si discuteva proprio questo, che lui non era sapitore di questa rapina, e poi so che ci hanno dato 50 milioni e me mi hanno tolto pure di questi soldi, mi volevano dare 100 milioni, che poi questi soldi non sono mai rientrati, non c'è stato mai di poter rientrare. Senta, Abbiamo tolto pure 100 milioni. 30 milioni. Cristaldi Salvatore lo conosce? Sì. In che epoca l'ha conosciuto il Cristaldi Salvatore? Ma l'ho conosciuto Cristaldi Salvatore prima di andare in galera. Cioè? Nell'82, l'83, così, prima di andare in galera. Perché l'ho conosciuto perché stava insieme a Campanella. Prima di andare in galera chi? Prima di questo Salvatore di andare in galera, mi sembra che è andato in galera poi. Perché Venerando poi è andato in galera, però Venerando lo chi è? conosco di più perché era più avvicinato a me, a suo fratello. Chi, chiedo scusa, conosce di più? A Venerando. A Venerando. Senta, e se il Salvatore o il Venerando Cristaldi, che lei sappia, Sì. appartengono a qualche organizzazione? E appartengono sempre all'organizzazione di Santa Paola, che sarebbe la nostra, questa, alla famiglia. Però so che non sono uomini d'onore. Come lo sa? E lo so, perché Senta, che lei sappia, appartengono a qualche gruppo nell'ambito dell'organizzazione della Santa Paola? poi Salvatore e Venerando Cristaldi. manda qualche gruppo, perché poi il gruppo era quello, insomma, sempre quello, Nicoletto Campanella, perché Salvatore se la faceva con Galletto, non è che questi avevano proprio un gruppo, perché Venerando se la faceva pure con noi altri, erano sparsi, non avevano un gruppo preciso. Sento una cosa, sa di Noi era cosa... con noi altri però. Sa di che cosa si occupassero il Salvatore e il Venerando Cristaldi nell'ambito dell'organizzazione? Ma nell'organizzazione si devono occupare di tutto quello che può succedere. Ora, io le volevo chiedere, di fatti particolari dei quali
gli stessi si sarebbero occupati nell'ambito dell'organizzazione, ne sa? E dei fatti particolari io non ne so solo che Venerando era insieme a me anche per fare omicidi, e pure Salvatore era insieme a Galletto pure per fare omicidi, e poi si facevano ostruzioni e si faceva quello che si poteva fare, però con me insomma omicidi non arriviamo a fare con Venerando, non ci siamo arrivati perché poi loro sono stati in galera. Ma quel gruppo del Campanella... Poi è uscito con l'arresto domiciliare, quindi questo è stato sempre dentro, non si poteva... Quel gruppo del Campanella, che lei sappia, oltre che dei reati che ha menzionato, sa se si occupava di altri reati? Degli altri reati, questo Salvatore? No, questo gruppo del Campanella, l'ha detto, ha fatto riferimento agli omicidi, ha fatto riferimento al ruolo del Campanella, Sì. alle estorsioni. Sì. Che lei sappia, questo gruppo del Campanella si occupava di altri reati? Ma giustamente di tutto c'è nel gruppo, non è che poi uno si può dire, io dico le cose principali, non è che poi queste devono vivere, devono mangiare, giustamente la droga se arriva per tutti, ma non posso sapere se tu vendeva droga o se quello vendeva droga, io posso sapere quelli che avevo vicino io, sono sicuro che vendevano questa droga. Ma ad esempio il Campanella, lei sa se si occupava di droga? C'è opposizione, Presidente, la domanda è suggestiva. Come suggestiva? E io lo sto dicendo, Non si condivide, può lo sto rispondere. dicendo, non posso proprio, ma tranquillamente si occupavano di queste cose. Ma lei ne ha avuto rapporti diretti con il No, Campanella? rapporti di droga no, non abbiamo parlato tutti noi, mai di droga. Di droga non abbiamo parlato. Però sa di- questa, io lo capisco per dire che si deve occupare pure di queste cose, e sicuramente, perché Fino a quando lei ha avuto modo di incontrare il Salvatore o il Venerando Cristaldi? ma io a Salvatore l'ho incontrato prima che lui fosse arrestato, così una volta, Cioè quando? quando fuori prima nell'83 così. Ora, successivamente all'83, lei ha mai incontrato il Salvatore? No, non l'ho incontrato più, Né Salvatore né Venerando? non è Venerando, perché Quindi era con l'arresto domiciliare. le notizie su queste persone Le successivamente... notizie che io ricevevo i saluti sempre erano con noi altri. E da chi gli portava i saluti? Ma i saluti le portavano tutti, anche quelli insomma con me, pure o Grazioso Salvatori, o Puglisi Pero, insomma tutti portavano i saluti. Cusimano Maurizio? Cusimano Maurizio era un ragazzo che fu un po' di tempo, ma aveva tanti anni, un po' di tempo con noi altri, e poi mi sembra che questo ragazzo fu in galera, se ne andò a Milano e poi insomma sì, è quello che dico io, però non è stato più venato a noi altri. Però non riuscivo a fare omicidi, qualche estorsione, qualche cosa, così mi ricordo, perché fu poco tempo questo con noi altri. Poi, Ma questo ragazzo lo sa descrivere? io l'ho visto per dire 10 anni fa, 15 anni fa, non è che mi ricordo di sto. Mi sembra che era magro, circa 1,70 m, 75 di questa portata. Senta, Cutispoto Edoardo lo conosce? No. Lei ha menzionato Marcello D'Agata. Sì. Può ricordare, se ne ha avuto modo, di fatti particolari attinenti alla vostra organizzazione discussi con il D'Agata? Di D'Agata mi ricordo un particolare, che lui una volta, sempre nell'ultimo tempo, questa prima di restare a mia, che ci siamo qualche volta incontrati, mi ha detto che Penuccio De Leu, perché io lo conoscevo a Penuccio De Leu, che eravamo stati insieme da un omicidio, che Penuccio De Leu andava fuori strada, che insomma andava male
e era una cosa che se lo doveva sbrigare lui, perché questo ragazzo che non c'ho dell'Evo l'aveva portato lui e Maurizio Aula, e se lo dovevano spiegare lui perché questo andava fuori strada, e poi come infatti è successo l'omicidio. E questo discorso il D'Agata quando glielo fece? Questo me l'ha fatto prima di arrestarmi, un po' di mesi prima di arrestarmi, che è successo nell'ultimo poi l'omicidio. E gli altri fatti particolari attinenti all'organizzazione discussi col D'Agata? No, ci parte con D'Agata. Ci parte si discutevano tutti. Giustamente quando uno si incontra, io l'ho detto sempre, si discute tutto. Senta Pulvirenti, lei nel periodo in cui è stato ricoperto la carica di consigliere, Sì. approssimativamente quante volte si sarà incontrato con il D'Agata? Ma un paio di volte, così. Un paio di volte. Sì, un paio di volte. E in quelle occasioni chi era presente? Vi erano presenti altre persone oltre lei e il D'Agata? Ma in certe volte sì, anche che veniva D'Agata, in certe volte magari potevano essere presenti Cosentino, Colesano, c'erano certe persone presenti, ce n'erano quasi sempre, non ero mai solo. Questo. E dove vi siete incontrati, lo Ma ricorda? quasi sempre a Palazzola, all'Acqua Rossa, questo. Le località sono queste, va. Senta, questa sua attività di consigliere della famiglia, Sì. in quali occasioni si è avuta? Niente, quando è consigliere della famiglia non c'è bisogno che ci sono seduti, ci sono battesimi, ci sono cose, non c'è niente. E si ha un'occasione che ci vuole un consigliere e viene proposto e poi anche un altro consigliere può venire a dire per dire sei stato fatto consigliere. Questo, no? Va, non ci sono cose particolari quando si fa un consigliere. Io le chiedevo, Invece quando si fa un uomo d'onore... cioè, sì. di cosa si è occupato come consigliere della famiglia? Di quali fatti si è occupato? Ma niente, perché non c'è stato nemmeno il tempo di poter, insomma, di poter procedere a consigli, ci sono state un paio di cose così, non è che... E quel paio di cose sono quelle che hai già menzionato, Sì, cioè la quello che storia già di ho Paolo, detto, della sì, Standa. sì, queste. Poi altre cose, E in quelle non c'è occasioni- stato il tempo, magari. In quelle occasioni vi erano altri consiglieri o altri uomini d'onore presenti? Sì, l'ho detto già che erano presenti. Certo. E le può ricordare le persone presenti? Ma le persone presenti c'era Marcello D'Agata, c'era Mangione Francesco, c'era... Scusate, l'opposizione nasce dal fatto, per la verità formale soltanto, che io non ho capito esattamente quali occasioni, se vogliono riformulare questa domanda, perché due sono state poste come domanda. Prima l'occasione vecchia di cui ha già riferito, e non so se la domanda riguarda questa occasione. L'altra, quello che ha già detto pochi secondi fa. Quindi se vuole essere riformulata la domanda io potrò decidere se fare opposizione o meno. Vi ringrazio. Signor Pulvirenti, questa volta in cui c'era presente il D'Agata, quali affari furono trattati, lo può ripetere? Perché D'Agata era consigliere puro. No, chiedo, scusa, è giusto, perché sennò non avrei modo, dovrei Sì. dare la risposta Sì. per io. Quando c'era D'Agata abbiamo trattato questo fatto. Ecco, qual è sto fatto? Sì, il fatto sia di Pippo Baudo e sia di Berlusconi, alla fine investe. Quello che io ho detto, questo abbiamo trattato. De Luca Carmelo lo conosce? No, Natale De Emanuele? sì, è mio figlioccio, In che senso il suo figliotto? e perché è uomo d'onore, allora l'ho battezzato io. Quando fu battezzato Natale De Emanuele? Fu battezzato fra il 90 e il 91, quasi nell'ultimo tempo. E dove avvenne questo battesimo?
Ma mi sembra che questo battesimo mi sembra che avvenne da una casa di Cesarotti, mi sembra, se non ricordo male. Chi era presente in quell'occasione, oltre Ma quando- lei e il De Emanuele? E quando vengono queste cose, per forza ci deve essere il caporesponsabile, che sarebbe Eranitto, Aldo c'ero io, Marcello c'era, Marcello chi? Marcello D'Agheta, Eugenio c'era, penso Eugenio che erano chi? queste persone, va. Eugenio chi? Non mi ricordo altre persone, non mi sto ricordando. Eugenio Calè. Senta, come mai fu lei il... E perché lui ha scelto a me. l'ha scelto il De Emanuele? Giustamente non è che uno ci può dire a un altro, e lui può scegliere a chi vuole, insomma. Vi era una ragione particolare per la quale fu scelto lei dal De Emanuele? No, così. Lei quando l'aveva conosciuto il De Emanuele? Ma io De Emanuele l'ho conosciuto sempre, però lui era distaccato, perché era un po' distaccato perché lui aveva l'affare suo, aveva insomma, era specie di un venditore che lavorava, e poi pure lui era impiegato da cosa da cimitero, insomma, era impiegato, e per questo non si poteva fare come d'onore, perché lui quasi quasi insomma era un po' della parte dello Stato, perché uno che pure che è impiegato, che porterà una cosa, uno stemma, una cosa, non si può fare come d'onore. Poi lui questo posto l'ha lasciato e è stato fatto così come d'onore, però si occupava delle cose sue prima, poi è stato in secondo tempo è stato avvicinato a noi altri. Senta, lei sa di fatti per i quali il De Emanuele dei quali il De Emanuele si sia occupato per conto dell'organizzazione? Ma lui delle organizzazioni, lui aveva le sue fatti e doveva pagare qualche cosa, perché insomma non aveva cose, non mi ricordo bene, aveva parecchie cose lui aveva. Cioè, non sa, ecco, di cosa si occupasse il De Emanuele nell'ambito Ma dell'organizzazione? faceva una forma di imprenditore, così. Cioè, una sorta di imprenditore cosa Sì. significa? Un'attività lecita, cosa vuol dire? Imprenditore faceva, e poi vicino lui aveva qualche paio di ragazze pure. Prima di essere pure uomo d'onore, in quei tempi aveva pure una paio di ragazze vicino. E cioè, cosa vuol dire aveva una pari di ragazzi? Aveva avvicinati un paio di ragazze, insomma, che facevano delle estorsioni, facevano delle cose che cercavano di poter entrare nell'organizzazione. Di Bella Gaetano lo conosce? Come? Di Bella Gaetano? Bella no. Di Bella Marco? No. Umberto Di Fazio? No. Franco Sfascio lo conosce? Ecco, questo volevo dire, perché non ci pensavo. Questo Franco Sfascio personalmente non lo conosco, però ho sentito parlare che questo Franco Sfascio era avvicinato a Natale De Emanuele. Però io non ci ho parlato mai, perché insomma mi hanno parlato di questo Franco Sfascio, perché era vicino alle Neri, avvicinato pure Era vicino avvicinato alle Neri. a chi? A Natale De Emanuele, ha detto? A Natale De Emanuele, però alle Neri, nel gruppo delle Neri lo conoscevano bene, che sarebbe per dire il gruppo di Nino Cosentino, conoscevano pure questo Franco Sfascio e me ne parlavo, che era vicino a Natale De Emanuele. Senta, ma Natale De Emanuele è quello di cui abbiamo parlato adesso, quello, quello del cimitero? Sì. E lei sa i fatti dei quali si sarebbe occupato il Franco Sfascio per conto dell'organizzazione? Conto dell'organizzazione, sì.
non so fatti specifici, però era uno, di quello che so io, era un ragazzo valido che insomma era a disposizione di tutto, anche di omicidi. Però non so quale omicidio ha commesso, so che era a disposizione, che poteva fare tutto. Era un ragazzo audace. Lei ha menzionato Natale di Raimondo. Sì. E penso che Franco Spascio, tutta una, perché la contrada è quella, fra le Nere, Montepò, penso che Franco Spascio poteva essere, perché non è che sono tutti il gruppo di Natale. Natale di Emanuele e Natale di Raimondo. Per Raimondo, sì. Ora, questo Franco Sfascio con chi stava? Questo Franco Spascio prima era con Natale di Emanuele. L'aveva avvicinato Natale di Emanuele. Presidente, opposizione da parte della difesa del Emanuele ha già risposto. Signori, partecipiamo tutti. Allora, si rigetta l'opposizione. Le domande possono essere proposte sino a quando lo dico io solo. Le sto chiedendo, lei ha menzionato Franco Sfascio dicendo che era vicino a Natale di Emanuele. Ha detto Natale l'ha ceduto all'organizzazione, l'ha ceduto per dire a queste ragazze di Montepò. Questi ragazzi di Montepò sarebbe di Raimondo, Pappalardo di Raimondo. E era a disposizione della famiglia, insomma, di tutto quello che c'era da fare lui faceva. Cioè il De Emanuele ha ceduto questo ragazzo poi al gruppo di Natale di Raimondo? Sì, perché De Emanuele poi non faceva più capogruppo, ma non faceva che era capogruppo. Aveva questo ragazzo che conosceva e l'ha ceduto a questi ragazzi, insomma, che erano più audaci. Il Natale di Raimondo sa di cosa si occupava nell'ambito dell'organizzazione del Santa Paola? Natale di Raimondo, sia Natale di Raimondo che Pappalardo e Nino Santa Paola, quando fu a Cerza che ci fu il conflitto fra Pellera e insomma questo Natale che si trovavano lì da Ungaraci, che c'è stato questo omicidio, che è successo poi un tentativo di omicidio, che poi questo è morto, si chiamava Faffagnedda, non mi ricordo il cognome, come si chiamava non mi ricordo, però so che si chiamava Faffagnedda, sono state loro a ucciderlo, e sia Nino, perché come infatti Coso Natale ha perso un occhio da questa sparatoria. Quindi loro erano nel gruppo di fuoco quando c'era la guerra, si occupavano dell'omicidio. Ma nell'ambito della famiglia catanese aveva qualche ruolo che lei sappia il Natale di Raimondo? Rollo, lui è uomo d'onore, era un capogruppo a Montepò e basta, questo era il ruolo. E che è uomo d'onore come lo sa? È uomo d'onore, lo so perché mi è stato presentato. Ricorda quando le fu presentato? Sono state fatte loro uomini d'onore quando sono usciti dalla galera, non ricordo per dire la data, perché loro sono stati arrestati e poi sono usciti dalla galera. Quando sono usciti dalla galera sono state fatte uomini d'onore. Più o meno rispetto al suo arresto, se lo ricorda come quanto tempo? Rispetto al suo ultimo arresto, chiaramente. Il mio ultimo arresto, ma sempre si parla qui verso i 90, quasi 98. Senta, lei ha detto 90? Verso i 90, una cosa del genere, un 88, in questi anni, parecchi anni, va. Senta, lei con il Natale di Raimondo ha avuto modo mai di discutere di fatti attinenti all'organizzazione vostra? Nell'organizzazione di tutto si discute, anche... No, io sto parlando direttamente con il Natale di Raimondo. Con il Natale di Raimondo ho discusso pure un omicidio. Quale? È un omicidio che è stato fatto in questa forma, che è successo
che io non lo sapevo questo omicidio, è successo in secondo tempo che è venuto mio nipote, che questo è collaborante. Chi è il suo nipote? Nino Cosentino. È venuto da me e mi ha detto: hanno ucciso il genero di Turascecca, non so il cognome come si chiama, con questo Turascecca è nel gruppo di Nino Cosentino. E come l'hanno ucciso? Si dice l'hanno ucciso a Montepo e io penso che fu chiesto Natale, che come ammazzavo. E come lo pensi? Ora lascia fare che ci parlo io. Così io mi andai a chiamare a Natale e Natale mi spiegò, a Natale di Raimondo, e Natale mi spiegò che questo ragazzo ce l'aveva detto il genero stesso di ucciderlo, il genero stesso, e il genero sarebbe questo che era insieme a Nino Cosentino. A Nino Cosentino non ci avevo detto niente, però ce l'avevo detto a Raimondo perché era nel quartiere di Montepo. Dice: vedi che puoi fare. Però poi che è successo? Che questo, siccome ci maltrattava la figlia, però poi si è riconciliato con la figlia. E quando l'hanno ammazzato, questo Turascecca chiamato si è ribellato. E così Cosentino è venuto di mia, mi ha detto: questo Natale, il Natale si è giustificato, dice: sì, ma me l'aveva detto suo socio di fare questo, di ammazzare questa persona. Perché dice, insomma, ci maltrattava, dice la figlia. E io come un fatto poi ho rimproverato a Cosentino e lui, perché lui me l'ha detto a me, lui è collaborato. E disse: ma senti, se vede che ci ho dissi, come mai questo non ne disse niente a noi altri? E per un omicidio piglia ci disse, perché non ci fa niente, è lo stesso. E lui si è giustificato, dice: siccome era a Montepo e ce l'ho detto a lui, però a me e mia figlia ci aveva fatto pace, perché avevano passato un po' di mesi. E quindi c'è stata questa discussione di questo omicidio. Senta, e di altri, vi sono state altre occasioni oltre quelle citate? No, come cosa questa? Poi ci siamo visti quasi sempre, perché nella guerra eravamo insieme. La guerra quale? La guerra che ci fu a Catania. In che anni questo? Come? In che anni si è visto? Che si è visto, era Pappalato, del Raimondo. No, dico in che anni questo? E nell'anno come scoppiava la guerra, l'81-82, sempre. Fino a quando? Fino alla fine, fino al mio arresto, eravamo sempre insieme. Sì. Presidente, per quanto concerne l'avvocato Papalia, per la sospensione 14:30, avvocato. Ci ha messo il nome e non gli ha detto, no? Senta, lei conosce o ha mai sentito nominare un certo Salvatore Desi? Desi Salvatore? Mi sembra che questo appartiene nel gruppo di Nino Cosentino. Desi Salvatore sarebbe, mi pare che c'ha un soprannome, Turivuci Rossa. E lei conosce un certo Diaccioli? Diaccioli? No, non mi so Presidente, c'è opposizione. Sì, no, sarebbe lasciare perdere comunque. Diaccioli. Di Paola Aldo lo conosce? No, può darsi che sono persone sempre nel mio gruppo, ma però che come cognome io non le conosco. Senta, ma lei ha parlato dei gruppi anche della sua organizzazione, sì, o dell'organizzazione del sì, Santa Paola? Le persone che appartenevano a questi gruppi, lei le ha conosciute tutte? No, tutte no, e come non si conoscono. No, e questo lo possono dire i capigruppi stessi, perché sono collaboranti. No, loro avvicinavano 15 ragazzi, 20 ragazzi, mi facevano presenti che avvicinavano ragazzi. Però, insomma, non le potevo conoscere tutti. Qualcuno di più fiducia quasi mi buttavano, ma sempre passava del tempo. Non è subito, avevano uno e me lo portavano a me. Di Re Giuseppe lo conosce? Di Re? No.
Franco Ghiacciaro, Ghiacciaro. Divenuto Francesco lo conosce? No. Può darsi sempre che sono con un gruppo di questi ragazzi miei, che avevo io, giusto? Però Aldo Ercolano quando l'ha conosciuto? Aldo Ercolano l'ho conosciuto quando c'è stata la guerra, quando si è aperta la guerra a Catania nell'81-82. E nell'occasione che lei ha citato? No, l'ho conosciuto, si è aperta la guerra, sì, l'occasione che si è aperta la guerra io ero a disposizione di loro che insomma così va, e camminavamo. Lei insieme ad Aldo Ercolano ha mai commesso reati? Sì. Può indicare quali? Ho commesso un omicidio a Valcorrente. Quale? Questo l'ho detto, si chiamava Pappalardo Salvatore, questo. Perché fu ammazzata questa persona? Questa fu ammazzata perché quando è stato attendato, si ci è fatto l'attendato all'ospedale a Ferrera Giuseppi e poi Ferrera Giuseppi è stato arrestato, noi altri pensavamo che questo era stato lui a farlo arrestare, questo Pappalardo, perché questo Pappalardo era stato fermato da quei paraggi, non ci sapevamo. Lui e poi era uscito. Pensavamo che lui poteva essere lui a farlo arrestare e poi noi volevamo sapere pure da lui che cosa aveva contro di noi, altri, questo. Però lui non si è accettato niente, non è stato tanto accettato, non si è accettato niente, dice no, io non so niente, qua, là, questo. E allora poi è stato strangolato, c'era Rannisi presente, c'era Mario Grazioso, a Fioli Ciardello, c'era Aldo Ercolano, c'ero io, c'era mio figlio Nino e c'era Sant'Onofrio Orazio e penso che c'erano altri fratelli, perché poi quando successe che dovevano portare questo cadavere perché è stato strangolato, c'era Penuccio De Leo pure, avevo dimenticato questo, c'era Penuccio De Leo. E quando poi si dovevano buttare questo cadavere se l'ha buttato a Fioli Ciardello, penso che c'era qualcuno dei suoi fratelli, perché poi si creò fuori della casa, perché fu nella mia casa a Valcorrente, si creò un po' di confusione. Senta, altri reati commessi con Aldo Ercolano? No, questo io ho commesso con Aldo Ercolano. E ricorda occasioni, se ve ne sono state, in cui ha avuto modo di discutere con l'Aldo Ercolano per fatti attinenti all'organizzazione vostra? Ma con Aldo Ercolano si doveva discutere di tutto, perché lui poi era un vice rappresentante, di tutto si discuteva, di tutto, dicevano l'omicidio di Mister Bianco e lui lo doveva sapere, anzi pure che noi poi dicevamo, tutto lo doveva sapere. Poi c'è stato pure il fatto dell'ispettore Lizio di Catania, che questo insomma aveva tanto tempo che si doveva fare perché dava un po' di fastidio nel modo suo, perché non faceva anche le cose proprio precise, perché a me mi ha collato un'astuzione che non era giusta, invece era quella del fratello, invece mi ha collato quella della sorella, che l'avevano fatto un'altre due persone, che noi ce l'avevamo preso e l'avevamo bastonato queste persone, e lui per forza mi aveva collato questa cosa. Appena Lazio ci fece una perquisizione e ci disse che ce lo doveva fare pagare. Ascolti Pulvirenti, e cosa c'entra questo discorso con Aldo Ercolano? Voglio arrivare al discorso. Arrivi direttamente al discorso. Arrivo al discorso immediatamente. Poi ci doveva essere una cosa, uno sta bene di Catania per poter uccidere a questo Lizio, perché Santa Paola voleva che micidi eccellenti, micidi che potevano dare del sciubo nella città, non ne voleva sentire, perché come infatti poi c'è un altro fatto delegato che viene da Palermo e lui ha cercato di ritirare sempre questa cosa, di non farla, insomma, per non succedere. E qual era quest'altro fatto? Devo terminare questo? No, devo prendere l'altro. No, soltanto menzionarlo, altro fatto qual è?
questo delizio è successo così, subito è successo l'omicidio, così faccio subito, è successo l'omicidio e Schillaggio Giuseppe è venuto a trovare a me, all'Acqua Russa. E io l'avevo sentito nel telegiornale perché avevo la RAI, dissi ma come mai questo omicidio? Io non venne a sapere. E lui si è giustificato in questo modo. A me me l'ha detto Aldo, mi ha dato l'ordine di fare, che lo poteva fare, però che questo era un nuance, che ci dicevamo che si doveva fare. L'ordine me l'ha dato Aldo. Però io sono venuto qua, dice non l'ho trovato e noi abbiamo fatto questo omicidio. E chi l'ha fatto? Dice l'ho fatto io l'omicidio, però l'ha fatto lui con i suoi compagni, non mi ha fatto spiegare quale compagni, però l'ha fatto Schillaggio Giuseppe, questo è uno. Poi il fatto di Palermo è un altro fatto, non ricordo bene se è Cassarà o Montana di Palermo, questo commissario che hanno arrestato una volta a Marino, a un getto Marino, che poi questo Marino durante un interrogatorio è morto e poi questo commissario è stato ucciso e il fratello di questo commissario hanno mandato a dire i palermitani che si trovava a Catania, che faceva il dottore, era dottore e si trovava a Catania, abitanti e foraglioli, e questo compito ci fu dato a Claudio Samberi. E Gangagnolo lo sa pure perché era uno che si interessava, perché loro erano nei paraggi dell'Ognina di interessarsi di questo fatto, però non c'era un interessamento forte, vedi, se te poi così così, a poi mi dice a mia, perché noi altri cercavamo di deviare questa cosa perché poi c'era il collocamento di là e quello che succedeva qua e succedeva un fracasso per evitare le forze dell'ordine che ne persecutavano i nuaci e cercavamo sempre di non fare cose eccellenti, perché noi altri riguardo ai magistrati di Catania e cose cercavamo di sottomentirli facendo appartamenti, facendo queste cose che però non ci siamo mai, però io l'avevo autorizzato sto fatto e persone che sono collaboranti, questo ce l'ho detto. Di più l'avevo detto a Cosentino e ai suoi nipoti, che aveva i suoi nipoti, perché loro erano pratichi di fare questo appartamento. Quali appartamenti sono stati fatti? Poi non ce ne sono stati fatti appartamenti ai magistrati perché, non lo so, io ci diceva di pedinialla, di farli, insomma non ci fu la possibilità di fare qualche appartamento, che noi ci pensavamo tramite l'appartamento, se presentava qualcuno e noi ci potevamo prendere delle amicizie. Perché una volta è successo che il mio genero vero, adesso sempre perché penso che io ero libero, nell'82 si è interessato, non so come poi è venuto di quale persona è venuto questo interessamento, perché lui mi ha interessato pure a me, che a Premeverili ci avevano fatto l'appartamento e si pensava che era stata la cameriera a portare questa base, queste cose di questo appartamento. E era interessato pure Cammelo, Gangagnolo, era interessato Saverino Sambero, erano interessati tutti per trovarci queste cose, ma penso che poi ci hanno trovato una pennetta, una cosa del genere, una fissaria. Cosa hanno trovato Polvidenti? Qualche pennetta, questa, non ci hanno trovato le cose proprio. Dice che era stata la cameriera a farci fare questo appartamento. Questa è... Però non so come è avvenuto poi questo interessamento, perché... Gli altri fatti discussi con l'Aldo Ercolano? Ma quando Ercolano, dottore, discutevamo tutto, non ci sono precisioni che posso precisare una cosa perché ho discusso mille cose, perché tutto discuteva con lui. Quando è stata l'ultima volta che ha avuto modo di vedere, di incontrare Aldo Ercolano? E l'ultima volta che l'ho incontrato, circa un 7 mesi prima che mi hanno arrestato, così.
6 mesi. Ricorda se in quell'occasione si parlò di qualcosa in particolare? A Doercolano, ecco, voglio precisare un'altra cosa, che io forzavo a Doercolano, che ci dicevo come mai insomma stanno succedendo queste cose. Quali cose? Le cose, perché quando io mi sono incontrato l'ultima volta con lui c'era il fatto che macciattavano a queste del 41 bis, c'erano delle macciattamenti, si sentivano, e allora io ho proposto a lui di fare qualche cosa pure in Sicilia, di dare una dimostrazione, e lui ha detto queste parole: io facessi qualsiasi cosa, però mio zio dice di non fare niente, perché dice è peggio. E questo è stato un discorso che si è fermato lì. Ma disse che cosa doveva fare? Ma la cosa era quella di colpire qualche guardia, perché dice che queste guardie macciattavano a Pienosa, a Michele Greco, a questi, dice che assorbevano delle maccattamenti, succedevano delle maccattamenti. Era di colpire qualche guardia, poi di fare una telefonata, di fare capire insomma come si dovevano regolare. Però insomma questo è stato poi negato, perché dice che non voleva. Presidente, se ritiene facciamo adesso la sospensione prima di passare all'altra posizione. Si può ritirare. Silenzio in aula. Un'ora di sospensione.